Parte dal Veneto la collaborazione tra Telepass e Federalberghi Veneto per offrire agli ospiti degli hotel, italiani e stranieri, il nuovo dispositivo per telepedaggio on demand, il Telepass Grab and Go, senza la necessità di avere un abbonamento, ma con i vantaggi dell'accesso semplificato in autostrada. Per la prima volta introduciamo all'interno del dispositivo Telepass che voi conoscete una nuova tecnologia, che è la tecnologia NFC. Questa tecnologia ci abiliterà un caso d'uso molto diverso rispetto a prima, sarà possibile distribuire dispositivi senza avere un contratto e quindi fare il contratto solo post l'acquisto del dispositivo. Questo chiaramente ci abilita una serie di canali che prima non potevamo implementare e questi canali andranno indirizzati su tutta quella base clienti che noi chiediamo marginale e basso viaggiante, nel senso che chi viaggia molto in autostrada ormai ha già un apparato di telepedaggio, un Telepass. Chiaramente andiamo a indirizzare con questo prodotto tutta quella clientela che ritiene di viaggiare così poco e per cui non giustifica un canone. Tant'è vero che questo nuovo prodotto sarà domiciliabile su IBAN o carta di credito e sarà in modalità pay per use, cioè si pagherà solo quando si utilizzerà, sperando chiaramente che in questo modo quella base clienti che oggi restia possa con questo nuovo prodotto prenderlo e utilizzarlo. Il Veneto è un territorio con grande afflusso turistico, in particolare dalla Germania, per questo il coinvolgimento degli albergatori e della stessa regione. Potranno acquistarlo i turisti presso le reception di alcuni nostri alberghi, perché al momento è un progetto pilota, quindi abbiamo selezionato una ventina di strutture alberghiere sulla sponda veneta del lago di Garda e quindi il turista può acquistarlo. Dopodiché c'è tutta una procedura per attivarlo che è molto semplice, lo può seguire le istruzioni e attivarlo. In quel momento lì il turista, come noi, può usare tutti i servizi e benefici del Telepass, quindi oltre all'uso delle autostrade, quindi quando accedere a questi caselli agevolati senza dover fare la fila, poi ci sono anche alcune città tipo Verona che si è dotato del Telepass per il parcheggio. Quindi noi siamo molto curiosi, abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa anche per alleviare quello che sono quei momenti di grande affluenza e quindi riuscire a, non dico risolverlo, però attenuare quelli che possono essere, si parla tanto di sovraturismo, si parla tanto di sostenibilità, quindi potrebbe essere uno strumento interessante in questo senso. Noi avevamo di fatto con il collega Caner valutato e approfondito la difficoltà che ai caselli delle autostrade e delle superstrade ci fossero spesso e volentieri lunghe code di turisti, soprattutto stranieri, che non sono muniti di forme di telepedaggio e quindi sostanzialmente i tempi di passaggio dai caselli sono molto lunghi e complicati e creano spesso e volentieri disagio anche a chi il telepedaggio ce l'ha. Questa forma di accordo, questo accordo tra Telepass e Federalberghi, la Regione lo accoglie con molto favore. Sono contenta perché avevamo promosso noi come Regione un primo incontro per valutare le criticità e è sicuramente una risposta efficiente ed efficace e spero insomma che già da quest'anno, ma soprattutto dall'anno prossimo, vedremo meno code di turisti fermi ad aspettare di poter attraversare i caselli nelle autostrade. Il costo del servizio per l'utente è di €1 oltre il costo del pedaggio. Dopo questa sperimentazione in Veneto, il servizio punta all'espansione anche oltre i confini nazionali. Noi oggi partiamo con la Regione Veneto perché è stata la prima che in qualche modo ci ha supportato in questa iniziativa. Estenderemo e lo abbiamo già esteso da luglio anche sul territorio nazionale. Abbiamo in previsione da marzo di lanciare questo dispositivo oltre confine e rendendolo non solo utilizzabile in Italia come oggi, ma rendendolo utilizzabile anche in ambito europeo con il nostro Telepass europeo, dove le reti che noi oggi offriamo sono la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Croazia e stiamo introducendo ulteriori paesi come per esempio la Grecia.